le pianure, c'è un sentiero migliore, grida ancora il mio nome. Passato tempo. E allora siamo qui con il quarto profilo al secolo, alla voce Beppe Pinarello. Buongiorno ciao a Beppe. tutti. Buona mattina a tutti, anzi, buona mattina a tutti. E poi c'è anche il nostro Edo Giommi. Ciao Edo Giommi. Ciao, buona mattina a tutti. E possiamo anche salutare i due che non ci sono. E dove sono? Staranno dormendo a quest'ora in quanto musicisti, quindi un abbraccio caloroso da parte nostra al loro letto ad Andrea De Marchi e ad Alberto Marenco, che si stanno scaldando per questa sera. Allora, abbiamo sentito il brano che apre il vostro nuovo CD, Niente domande, l'avete presentato proprio pochi giorni fa, domenica se non vado errato, anche se un brano lo stiamo già ascoltando da qualche settimana anche in radio, che è Se ti abbraccio. Questo Certo. nuovo album, Niente domande, intanto perché Niente domande? Allora, inizialmente perché devo farti una domanda. Questa è stata una strategia, perché con il nostro tour radiofonico abbiamo cercato in qualche modo di parlare il meno possibile, per cui il fatto di chiamarlo Niente domande prevedeva che nessuno ci facesse delle domande, però non sta accadendo questo, per cui ci troviamo qui sia io che il buon Giommi a dover rispondere alle vostre meravigliose interviste. Niente domande, Edoardo Giommi. Allora, prego. Grazie. Allora, Niente domande, che appunto, come ha detto giustamente Beppe, è il titolo anche di una canzone dell'album, è per noi una specie di risposta, paradossalmente, a quello che sta accadendo. Noi con il nostro precedente disco, che si chiamava È tutta un'altra cosa, abbiamo espresso una forte criticità nei confronti della situazione attuale a livello sociale, a livello musicale, a livello di quello che accade. Ovviamente oggi le cose non sono assolutamente migliorate, anzi da un certo punto di vista, se vogliamo, sono anche peggiorate, ma noi ci siamo a un certo punto chiesti che ci siamo posti il problema di cosa veramente si può fare. Quello che si può fare secondo me è non porsi più domande, ma andare avanti e proseguire nelle proprie cose. Allora Niente domande nasce proprio dall'idea di trovare anche un lato positivo a una situazione che apparentemente in realtà sembra irrisolvibile, ma mi riferisco non solo a chi fa musica e quindi alla difficoltà di trovare spazi, di suonare, a chi cerca un lavoro, a chi sta cercando di venirne fuori da questa maledetta crisi che sta attanagliando la nostra società. Niente domande vuol dire che non dobbiamo porci dei problemi, ma che forse è il momento di andare avanti, di trovare delle strade senza farsi eccessive domande. E questo un po' nella nostra musica e in questo disco si ritrova. Ci sono certamente pezzi che sono una critica aperta alla società e a quello che sta succedendo, ma ci sono anche pezzi di speranza in cui riteniamo opportuno dire che in fondo possiamo anche trovare delle positività in quello che succede, e questo si ritrova molto nel nostro disco. E a proposito di speranza, sicuramente anche il singolo che stiamo ascoltando, Se ti abbraccio, che poi si basa su una storia vera, possiamo anche ricordarla, è molto nota soprattutto qui a Treviso. Certo, abbiamo avuto la chiamerei così, la fortuna e la possibilità di scrivere questo pezzo dedicato al romanzo di Hervas, che si intitola appunto Se ti abbraccio non aver paura, un libro che attualmente ha venduto più di 200.000 copie e parla di una storia vera di un padre che con un figlio autistico decide di partire per un viaggio incredibile. Attraversano l'America e percorrono più di 38.000 km in motocicletta, stando via 3 mesi, più di 3 mesi da casa, e al ritorno appunto da questo viaggio Franco decide di scrivere queste poche righe tratte appunto dal racconto del loro viaggio. Questo diventa un libro, il libro avrà delle evoluzioni anche future, si parla di un film e via dicendo, e noi dalla nostra parte abbiamo cercato di regalare appunto questo pezzo che descrivesse appunto il racconto di questa meravigliosa storia. E che sentiremo poi tra poco. Edo, non sei d'accordo? Edo non è mai d'accordo. Io e Beppe non siamo mai d'accordo, ma questo è il motivo per cui scriviamo musica insieme. E veniamo... No, ha detto tutto bene Beppe, volevo precisare una cosa perché è molto interessante, se ho un minuto di tempo. Noi abbiamo avuto la possibilità di conoscere appunto Franco grazie al fatto che lui in realtà aveva scoperto una nostra canzone, che forse, anzi da quello che ho capito, riusciremo anche a farvi sentire direttamente.
ed era proprio una canzone che parlava di un viaggio. Franco, il papà di Andrea, appunto, si è ritrovato tantissimo in questa canzone, da là ci siamo conosciuti, abbiamo frequentato Franco, abbiamo frequentato Andrea, e a me e Beppe è venuta la voglia di scrivere questo pezzo, in cui noi ci siamo posti nell'ottica di provare a vedere cosa in realtà un bambino autistico, quindi un bambino purtroppo che con un disagio, volesse in realtà raccontarci. E il pezzo Se t'abbraccio parla proprio di questo, di come ci siamo resi conto che anche persone di fronte alle quali a volte noi siamo poco predisposti, a volte le persone diverse da noi tendiamo ad allontanarne, abbiamo paura, invece anche persone così possono darci tantissimo, e quindi l'invito è in questa canzone a pensare che possiamo trovare positività anche in persone che magari purtroppo hanno delle sfortune. Allora Andrea è una persona che abbraccia tutti, e da questo abbraccio può venire veramente tanto, anche l'amore. Lo dico perché noi abbiamo scritto questa canzone che appunto è riferita certamente a questa esperienza, ma non parla di un viaggio. Noi diciamo dal nostro punto di vista quello che un ragazzo... Questo pezzo si intitola La rotta, esatto. E il Quarto Profilo la eseguono live per noi questa mattina. Buongiorno Benetton. Io non ero mai riuscito a salire fino a qui, questo mare che confonde l'orizzonte. E davanti a questo immenso riesco solo a respirare, a raccogliere i miei sogni che mi sembrano lontani. Che sai navigare, hai occhi buoni di un padre, in questo mare in tempesta, la rotta fammi trovare. Tu che sai camminare in mezzo a queste pianure, se c'è un sentiero migliore, grida ancora il mio nome. Ho passato tempi buoni, che non ero mica stanco di tenere fuori dal mondo e di restarmene in silenzio. Ma io non posso più aspettare, è il momento di partire. Sabbia e non voglio soffocare. Tu che sai navigare, hai occhi buoni di un padre, in questo mare in tempesta, la rotta fammi provare. Tu che sai camminare in mezzo a queste pianure, c'è un sentiero migliore, grida ancora il mio nome. Seguiamo lo stesso canto che segnerà il nostro tempo. Non mi cercare distante, io sono qui in attesa se mi vuoi e se mi chiamerai. Tu che sai camminare, hai occhi buoni di un padre, in questo mare in tempesta, la rotta fammi trovare. Tu che sai camminare in mezzo a queste pianure, se c'è un sentiero migliore, grida ancora il mio nome. Insomma, Beppe Pinarello, un grande applauso a te e Do Johnny, Quarto
Questo nuovo CD come si colloca? Quindi fa parte di questo progetto, insomma, quindi di trovare niente domande, di cercare, no, di trovare sempre stimoli nuovi, immagino. Ebbene sì, effettivamente abbiamo da pochissimo superato i 30, almeno per quanto mi riguarda. Qualche settimana. Da qualche settimana, quindi siamo una band, è vero, di molta esperienza, ma siamo dei ragazzi assolutamente giovani e giovanili. E si vede, chi magari poi vedrà il video su YouTube, insomma. Molto bene. Non mettetelo. Non mettetelo, soprattutto a quest'ora di mattina, visto che abbiamo passato una settimana abbastanza intensa. Comunque Edo Giomi è sempre impeccabile, giacca e cravatta, incredibile. Sì, più che altro al camice, in quanto nella vita reale è un medico, quindi ogni tanto lo troviamo con la divisa da chirurgo, ed è anche imbarazzante fare i concerti con Edoardo Giomi vestito tipo Shrek, non so se avete presente. A lui piace, così ce lo teniamo. C'è una bipolarità della mia personalità. Allora, io devo dire che è una cosa che ha colpito anche noi, perché effettivamente sono diversi anni ormai, noi siamo al 7° disco e questa è una cosa che ci rende anche molto orgogliosi, nel senso che stiamo ancora continuando ad amare la musica così come la prima volta da che abbiamo iniziato a farla. Devo dire che una cosa che mi è stata già chiesta e che voglio riportare di nuovo è che nonostante passino gli anni, e quindi tendenzialmente, come si suol dire, no? Più le persone maturano, più vanno avanti, più si tende a raggiungere gli anta, uno tende più a addolcirsi, no? Anche la musica, quindi uno ci si aspetterebbe un disco un po' più pop, più intimista, più ballad. Noi in realtà ci siamo accorti che più passano gli anni e più il rock entra a far parte della nostra vita, e quindi siamo ancora più arrabbiati di prima, e le sonorità sono sicuramente, questo è un disco rock, sicuramente non è un disco per chi vuole stare seduto ad ascoltare, è un disco che ti spinge a muoverti, che ti spinge ad alzarti, e questa l'unico seduto, ricordiamolo. Sì, faccio vedere che non riesco a... Poi credo non siamo soltanto noi arrabbiati in questo periodo storico, ma penso che ci sia moltissima gente che possa abbracciare questo disco, in quanto la realtà della situazione non è molto facile. Comunque, noi con la nostra forma di comunicazione cercheremo in tutti i modi di salvare le sorti di questo pianeta. Sì, io naturalmente mi riferisco anche molto alle sonorità, sì, perché abbiamo usato nel disco, rispetto alla domanda che mi facevi, abbiamo usato molto le chitarre, c'è un suono assolutamente diretto, amplificatore, microfono, e non ci sono molti campionatori, anzi non li abbiamo rispetto al passato. Ci siamo accorti veramente che andiamo ancora di più alla ricerca di un suono scarno, di un suono veramente rock, e questo, siamo contenti di questo, capiamoci, perché questa in realtà è la musica che ascoltiamo. Io e Beppe siamo degli amanti della musica rock, difficilmente nella nostra macchina troverai qualcosa di diverso dal rock, e quindi è anche quello degli altri musicisti che fanno parte della band. Per cui ci rispecchia davvero tanto questo disco, ci siamo accorti che avevamo in mano dei pezzi rock, non avevamo altro, e li abbiamo voluti scrivere e incidere in questo disco. Una mattina tranquilla, mi sono riscaldato la mattina con la Treviso Marathon e poi ho affrontato con decisione il concerto della sera, e tra l'altro devo dire che è stato un meraviglioso concerto. Abbiamo avuto un sacco di ospiti, abbiamo riproposto ovviamente tutti i pezzi del disco nuovo e ripercorso anche insieme ai nostri amici musicisti, cantanti e via dicendo, i pezzi vecchi che hanno fatto la storia del Quarto Profilo. Prossimi appuntamenti invece questa sera, ad esempio, siete al Diego Armando, locale abbastanza storico e conosciuto a Riese, a Vallà, ed è gestito dal frontman dei Los Adores, ad esempio, no? Sì. Quindi insomma anche questo connubio tra i gruppi, no? Ma noi ci vogliamo tutti bene sostanzialmente, cerchiamo di darci una mano, e anche loro, che fanno una musica assolutamente diversa dalla nostra, sono stati orgogliosi di chiamarci per portare all'interno del loro locale un po' di rock and roll inedito trevigiano, ecco. Allora Edo, che ha preparato la scaletta, ci dici anche i prossimi appuntamenti? Sì, scusatemi. Sì, certamente staremo questa sera al Diego Armando, volevo dirlo, in versione acustica. È un chitarrista arrangiatore, attualmente è anche il chitarrista di Mango, oltre che il suo produttore artistico. Ha collaborato a questo disco, la sua collaborazione è diventata così importante che attualmente fa parte della band, cioè noi nelle nostre occasioni live tutte le volte che è possibile inseriamo anche Carlo, che ci dà una mano e che vogliamo adesso salutare. In questo momento so che sta registrando proprio il disco nuovo di Mango, quindi non credo ci sentirà, ma gli mandiamo un saluto da lontano. Ma poi scusami, lo ascoltano in streaming poi. Lo ascolteranno in streaming, ecco, certo. Nella serata di stasera, proprio a causa degli impegni del nostro Carlo De Bei, avremo appunto questo chitarrista Angelo Micheletto che ci verrà a dare una mano.
Detto questo, sì, per adesso abbiamo un po' di date, come hai detto tu oggi saremo al Diego Armando in versione acustica, il 16 marzo saremo all'Old Saloon di Pederobba, invece là saremo in versione interamente elettrica, il 19 aprile abbiamo i Santi Angeli, l'1 maggio saremo al Retro di Quarto d'Altino e ci sono un po' di date per tutti coloro che lo vogliono seguire, basta come sempre utilizzare i soliti mezzi di comunicazione. Sì. Abbiamo il sito, abbiamo su Facebook la nostra pagina, là è costantemente aggiornata e potete seguirci sempre. Oppure vi lascio questo cellulare che è il telefono di Edoardo Giommi, quale potete appunto contattarlo anche di notte volentieri, perché i bimbi che piangono, quindi lui è sempre sveglio, non dorme mai e le borse che ha sotto gli occhi lo dimostrano. Sì, ecco, posso segnalare questa cosa, dovreste vederci, questo piccolo aneddoto se mi consenti Spiro. Noi per preparare questa serata, la serata di questa sera, abbiamo impostato il programma acustico e abbiamo fatto 4 sere a casa mia, io ho un piccolo studiolo a casa mia, in cui fino alle 2 di notte io, Beppe e Angelo abbiamo impostato questo qui, quindi siamo veramente in condizioni attualmente veramente deprecabili e mi permetto, visto che questo è una radio appunto ascoltata dappertutto, di ringraziare anche i miei vicini di casa che si sono tollerati fino alle 2 di notte 3 pazzi che battevano, perché mi è arrivato, non te l'ho detto, mi è arrivato un SMS in cui mi invitavano almeno a non battere per terra, perché mentre suonavamo Beppe batteva in questo studiolo tutto fatto in legno, in cui quindi li ringrazio per la pazienza. Io ringrazierei anche la moglie di Edoardo Giommi che è così paziente nei confronti del marito. Soprattutto salutiamo oggi, visto che è la festa della donna. Beh, certo, salutiamo, io mi permetto di salutare anche la mia piccola bimba, la Margherita. Tu hai donne da salutare, forse non avremo un giorno di trasmissione per cui lui possa. Io vorrei salutare il mio cane Fly, ecco, che ci sta ascoltando. Che è donna anche lei. Che è donna. A parte gli scherzi siamo stati appunto richiesti per la serata della festa della donna, in quanto per chi volesse partecipare allo spettacolo di questa sera non vedrà solamente un concerto acustico, ma le sorprese sicuramente non mancheranno, in quanto Edoardo Giommi ha deciso ovviamente di regalarci questo striptease, pare dopo il terzo pezzo, però tutto è ancora da vedere, è tutto ancora da scrivere. E quindi insomma fate voi. No, non facciamo. No, non fate niente. Cioè, lo appoggi anche, veramente siamo alla frutta qua. Un'ultima parola. Adesso tu manderai naturalmente il singolo che è Se ti abbraccio, di cui abbiamo parlato abbondantemente in questa trasmissione. Volevo solo ricordare che la prossima settimana uscirà anche il video di questo pezzo. Il video è stato fatto da Giovanni Piscaglia, che è un giovane regista milanese a cui siamo molto affezionati e che ha fatto questo video che presto insomma potrete vedere nei vari canali, e siamo anche noi molto contenti di questa collaborazione. Ringraziamo anche Giovanni e speriamo insomma che piaccia a tutti come è piaciuto a noi. Io vi ringrazio, grazie ancora per essere stati con noi. Questo è Se ti abbraccio, il quarto profilo, è davvero in bocca al lupo per la promozione dell'album. Noi torniamo tra poco per la chiusura. Buongiorno Veneto, tra poco.